Onorevole Perconti, a questa iniziativa anche qui a Bivono, un'iniziativa importante che vede l'espressione dei ragazzi, del gioco, della legalità, l'istituto alberghiero presente, insomma un momento si ritorna a vivere con lo sport in prima linea. Assolutamente sì, sono molto contento di partecipare a questa iniziativa. Conosco Franco Colombo praticamente da quando ero piccolissimo, tantissimi ragazzi, dobbiamo dire grazie al suo impegno nella nostra comunità. È un memorial importante in onore di Vincenzo Busciglio di Alessandria della Rocca. Oggi ci sono diverse istituzioni, c'è la Lega, c'è il Consorzio Universitario di Agrigento, sono delle iniziative importanti a cui credo sia importante essere presenti. Onorevole, parliamo anche dell'attività politica, lei sembra in prima linea con la Commissione Attività Produttiva in un momento difficilissimo per le aziende, per le famiglie, con i costi purtroppo dell'energia schizzati alle stelle. Sì, noi col Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che è importante mettere un tetto soprattutto al prezzo del gas. Abbiamo già messo 20 miliardi di euro per calmierare il costo delle bollette, ma non basta, è necessario che l'Italia diventi indipendente da un punto di vista energetico. Noi siamo stati i promotori del cosiddetto Energy Fund, che è molto simile al Recovery Fund. È importante che tutta Europa affronti insieme il problema dell'indipendenza energetica. Nell'ultimo decreto abbiamo semplificato diverse procedure per l'apposizione di strutture che producono energia rinnovabile, quindi stiamo lavorando su questo. Ecco, c'è una fortissima preoccupazione da parte degli abitanti di Porto Empedocle e di Agrigento perché si è ripreso da parte del governo, almeno c'è questa ipotesi, il vecchio progetto del rigassificatore in una zona insomma obiettivamente patrimonio dell'UNESCO. Ecco, lei in questo senso si è mosso particolarmente per cercare di evitare questo progetto. Allora, io sinceramente ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere quali fossero le reali intenzioni del governo. L'interrogazione non ha ancora ricevuto risposta, ho visto che c'è stata una risposta invece a quella del collega Sodano. Al momento c'è soltanto un impegno da parte del governo in una bozza, tra l'altro, del nuovo DL Aiuti, dove vengono nominati 2 commissari per le navi rigassificatrici, quindi non si sta discutendo di rigassificatore a Porto Empedocle, che se dovesse essere posto in essere dovrà passare tutto l'iter ordinario, quindi dalla regione siciliana. Al momento non abbiamo alcuna notizia, c'è stata qualche indiscrezione dei giornali su cui ovviamente abbiamo posto l'attenzione, però cerchiamo di seguire sempre attentamente la cosa. Tra l'altro c'è stato anche il parere negativo del nuovo sovrintendente Benfari. Sì, ho visto. Ovviamente lo Stato o la Regione Siciliana dovrà tenere conto del fatto che lì vicino ci sia un patrimonio come quello della Valle dei Templi e la Scala dei Turchi dall'altra parte. Sicuramente è una cosa su cui va posta l'attenzione.